Buongiorno, sono venuta qui a Cortina a Fiammes, dove c'è l'eliporto, a fare la passeggiatina, l'anello. Sono 6 km e 8. Sono prima andata in ufficio tipo alle 7 e poco più, ero in ufficio e sono passata di là a controllare, a fare delle cose che dovevo fare io perché non le avevo spiegate alla collega, quindi le ho fatte io. Sarei voluta partire molto prima, però per una passeggiata del genere posso fare anche tardi tanto. Per questa passeggiata vi riprendo qualcosina, ma alla fine non c'è granché, è tutta nel bosco. Sono 15 gradi, ma qua vicino all'acqua penso ce ne siano anche di meno. Non sembra giugno per niente, sembra aprile tipo. Ma inizi maggio, dai, siamo un mese indietro secondo me. Oggi passeggiatina. Ho vinto la pigrizia. La via c'è il campeggio Olimpia, che è dove passerò poi tra un po'. Adesso vado di là, quindi vado verso Cortina, poi devo girare, andare di là e fare questo giro, praticamente tutto l'anello. Ma voglio dirvi la verità, io avevo pensato di andare su al lago di Sorapis oggi, partendo presto però, anche se non fa caldo, però partendo tipo alle 6:30 massimo dal Passo Tre Croci. Però dovevo passare in ufficio, farò un'altra volta. Cioè, se già c'è freddo deve essere gelida quest'acqua. Un po' di sole, il sole scalda tantissimo. Che profumo di cibo. Ah, che buono, che fame. Vedete qua ci sono vari sentieri che partono, Corrosà, Via Ferrata, quindi sono 2 ore, anello, 100 metri di dislivello, sì, è poca roba. 8 km da. Ah, vedi, su internet da 6 e 8. Beh, insomma, vedremo. Comunque, se vi interessa qualcosa, guardatevi la tabellona qui. Quello è l'ingresso del campeggio. Qua anche cervo. Quella chi è? Cappuccetto rosso. Questa è una colonna Gothic Vision. Effettivamente è gotico. E questo? Che installazioni strane. Facce da land art. E qui un altro. Attimi in Larice, testimone numero 1. Una scultura. Come si chiama? Beh, sempre Farfall Land. Dai, andiamo avanti, perché sono indietrissimo. Comunque c'è una pace a camminare qui. Spero le riprese non siano troppo mosse, ma mi sa che un po' mosse saranno. Cerco di stare ferma, ma è difficile. Che bello! Un'altra scultura nel legno. Sul sentiero che stai attraversando sono presenti opere di artisti realizzate appositamente per l'edizione 2021 di Sentieri d'Arte Pupille. Per saperne di più inquadra il QR code sottostante. Ecco, delle chiavi giganti! Che cose strane!
c'è qualcos'altro in giro. No, perché qui, cioè, devi tenere gli occhi aperti per riuscire a vedere tutte queste cose. Se uno passeggia immerso nei suoi pensieri, non vede niente. Tipo questo è una sedia, non lo so, un qualcosa. Qui ci sono dei sentieri che partono. Nei miei video questa non è una novità, perché ve ne avevo già fatti vedere. Praticamente qui all'interno ci sono, non è neanche chiuso, ci sono dei libri, anche delle riviste. Ci si può mettere qua e leggere un libro. Qui c'è un altro tavolo, che bello che è. Come si fa a riprendersi quando si è da soli e non si ha un treppiede, un qualcosa, tenendo il telefono col piede? Bisogna arrangiarsi, no? Lassù passa la strada che porta al Passo Cimabanche. Sì, non solo Passo Cimabanche, da lì poi si arriva a Carbonin, da Carbonin si può scegliere se andare verso Dobbiaco, quindi provincia di Bolzano, oppure andare verso il lago di Misurina. E da adesso la strada torna indietro, quindi sto tornando verso la macchina. Ebbene sì, qua c'è un altro tavolo. Il bivio, questa è la strada dalla quale sono arrivata io e questo è quello che va alle cascate. E guardate qui, cascate Val di Fanes o Val Trevenanzes, da lì si può arrivare su Allagazzuoi, si può arrivare al Falzarego, si può arrivare al Rifugio Giussani e dal Giussani puoi andare su in Tofana, eccetera eccetera. Io adesso continuo di qua e adesso il pezzo peggiore l'ho fatto perché adesso è tutta discesa. Andando verso la Val di Fanes c'è un percorso botanico, vedete? Se vi interessa, questo è il percorso. Poi il Troi vuol dire sentiero, cioè almeno in Cadorino, però probabilmente anche in Ampezzano. Ginepro, vediamo, qui c'è il parcheggio. Vi faccio vedere anche questo cartello, che così vi fate un po' un'idea se volete venire qua in vacanza di che cosa si può fare qua a Cortina. Ci sono veramente un'infinità di sentieri, facili, medi e difficili. C'è un profumino di cibo, vedete, è aperto. Ecco che cos'è il profumino di cibo. Chalet aperto. Io prendo questa strada qui perché dovrebbe esserci un sentiero che costeggia il torrente. Esatto, ricordavo bene. A questo punto si può scegliere se andare di là o di qua. Io scelgo di qua perché è tutta nel bosco, di là è tutto al sole. Quell'altra strada è tutta al sole e quella che passa per, diciamo, l'aeroporto, perché una volta era un aeroporto. Non lo è stato per tanto, lo è stato in modo molto irregolare. Adesso è un eliporto, quindi gli elicotteri
atterrano tranquillamente e partono tranquillamente, ma perché questa è una zona un po' particolare con correnti strane e quindi non è adatta per essere un aeroporto. Però non si sa mai, magari nel futuro, ma non credo lo faranno aeroporto questo. Fatto sta che la pista è rimasta, ecco, quindi una volta la Sagra di Cortina, la fiera, la facevano qui a Fiammes, tutta qua dentro, non la facevano in centro a Cortina. Mi sono lasciata alle spalle l'albergo Fiammes e adesso sono quasi alla macchia, quindi non sono 8 km in realtà. Stando al mio GPS dell'orologio, che non ho neanche calibrato prima di partire, quindi l'altitudine sarà sbagliata, però stando a quello non siamo a 8 km. Dai che sono arrivata! Ultimi metri! Dalla macchina è tutto per questo video. Io adesso vado verso il Cadore, torno verso casa e sono 7 km esatti. Tenete conto che io ho fatto partire il segna percorso e anche l'orologio dalla via, quindi saranno 7 km e che so 200 metri. Adesso sono solo le 11:15, ho fatto 10.474 passi oggi. Vi voglio dare qualche info in più. Per fare questo percorso io sono partita da Fiammes, si può parcheggiare lì all'albergo Fiammes, si può parcheggiare qui che è un po' prima, si può parcheggiare al campeggio Olimpia, insomma Cortina da un pezzo, cercate Fiammes, ma c'è il giro ad anello, lo trovate anche in internet, trovate tutte le spiegazioni eccetera eccetera. Avete visto un percorso facile, molto facile, diciamo ci sono anche delle salitine, ma niente di chissà che faticoso, insomma. Si può andare anche con i passeggini, quindi anche le mamme possono farlo. È bello, una bella camminata nella natura assolutamente, da fare fuori stagione, perché in stagione secondo me è troppo trafficato come percorso, ma adesso è perfetto, 1° giugno, quindi non c'è ancora tanta gente. Per chi mi segue da pochissimo, io mi trovo in Veneto, mettiamo dei punti fermi: Veneto, provincia di Belluno, Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo la conoscono tutti, più o meno. Località Fiammes, ecco, oppure campeggio Olimpia, insomma. Come avete visto ci sono diversi sentieri che passano di qua, che partono lungo tutto l'anello, e quindi ce n'è di scelta, insomma. Mi raccomando, portarsi sempre dietro acqua ogni camminata che fate, a meno che non sia una cosa brevissima. Portatevi sempre almeno un mezzo litro d'acqua. Io non sono partita con lo zaino oggi perché questo percorso già lo conoscevo, quindi sapevo quanto, insomma, com'era. Però l'acqua sempre, perché ad esempio qui non ci sono posti dove fare rifornimento d'acqua, non ci sono ruscelli, non si può prendere dal torrente, mi raccomando. A parte l'albergo Fiammes che ha anche il bar, ma se no non ci sono punti di ristoro. E beh, c'è Capoverde, sì, lì in realtà lo chalet è aperto, quindi anche quello. Però insomma, partendo da qua, facendo tutto il giro, tutti e due i locali sono distanti partendo da qui e volendo fare l'anello, quindi una bottiglietta di acqua sempre, mi raccomando, e fate molta attenzione al meteo, perché bisogna sempre guardarlo anche il giorno stesso, non solo il giorno prima, anche il giorno stesso, cambia molto rapidamente. Quindi niente, dai, spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso vado verso casa, vi ringrazio per essere stati in questo video e per averlo guardato, e alla prossima!